50 anni e oltre di poesia, se noi non entriamo in questa natura labirintica del mondo, che è il dato di oggi, noi spostiamo l'attenzione sul concetto di crisi e dal decadentismo in poi, coniata questa formula scolastica, ci portiamo dietro l'idea che siamo in una decadenza e siamo in crisi. La crisi è il modo con il quale l'uomo ha sempre affrontato e superato la sua storia. È il modo permanente di vivere dell'uomo è la crisi. Poi ogni crisi finisce e determina un cambiamento. Questo libro, dagli anni 60 in poi, è testimonianza della transizione, è testimonianza del cambiamento, della paura che noi abbiamo di cambiare, della paura che abbiamo di cambiare le nostre categorie, che interpretano e guardano al mondo come qualcosa di familiare e non come accade oggi di poco familiare. Noi vorremmo uno spazio comprensibile, un tempo lineare, ma non esiste più il tempo lineare. Gli infiniti cerchi di Borges lo dimostrano. Non c'è più la linearità, la circolarità, è tutto aleatorio. E questo libro che si trascina dietro tutto questo mondo, da un lato lo vuole salvare. Quindi noi assistiamo a tutta una serie di crolli. Crollano i paradigmi. La formula elementare è non ci sono più valori. È vero, perché i valori crollano come edifici. Qual è il compito che spetta ai poeti? Innanzitutto è quello di ribadire la nostalgia, perché quando qualcosa non c'è più, allora emerge il desiderio che ritorni, ecco il nostos, e questo libro è un continuo nostos. Ma quando il nostos si afferma, occorre che ci sia una meta, un punto dove ritornare. Ma Salvatore dice più volte che non c'è più una meta, perché questo è il disastro di quello che è venuto dopo il moderno, non c'è ancora una meta. Siamo in questa fase di transizione, per cui i poeti enumerano i crolli, guardano le cose che accadono, ristabiliscono per noi il diritto della nostalgia, ma nella nostalgia non c'è l'evocazione fine a se stessa, c'è il dolore, perché la nostalgia è essenzialmente dolore, non è quel sentimento mellifluo al quale noi oggi siamo abituati, qualcosa che prima c'era, oggi non c'è più. No, nell'etimo greco proprio è il dolore di ciò che non c'è più, che non ci sarà mai più. Dopodiché, lui lo sa molto bene, abbiamo tentato per esempio con Nietzsche l'eterno ritorno. No, non è vero, le cose non scompaiono, tutto finisce nel nulla, ma intanto si aggroviglia in un ritorno continuo e c'è almeno questa illusione che le cose ritornino. Altri dicono che nemmeno ritornano e allora bisogna fare i conti con questo nulla. E in particolare nella prigione azzurra del sonetto, quando in questa folle impresa Salvatore si mette a scrivere i sonetti, e devo dire con una capacità, con un metro e con una competenza tecnica che oggi non si vede in giro, lui ha tentato di dare una forma a questo nulla, una forma a questo vuoto, una forma a tutto quello che non c'è più. Oh cameretta, che già fosti un porto, un'ancora alle mie disavventure, le angosce divenute così dure nel tuo piccolo letto hanno conforto. Nello specchio non trovo più il suo volto, i suoi occhi affilati come scure, le parole scolpite sono abiure, le ferite disegnano il mio corpo. 4 bianche pareti, una finestra, sulle spalle la testa reclinavi, il sesso cancellava lo squallore. Ti cercano altre braccia, che dolore, lasciasti un vuoto dove respiravi, un rimpianto, un profumo di ginestra. Sono anch'io il ragazzo della notte, un'ombra che cammina per sognarti. T'amo e per questo non verrò a trovarti. T'amo
con l'insulto della morte. Il sangue nelle arterie più contorte brucia così per non desiderarti. T'amo, ma certo non verrò a trovarti. T'amo come l'assurdo della sorte. Sento salire di lontano un treno, a quale mai stazione mi conduce? Ad un binario senza mai sortita, al centro di una favola annerita, dove invano vi penetra la luce. Per questo t'amo e ti darò veleno. A quel var maledetto lo aspettavo, anche se da tempo era sparito. Forse del suo gesto s'è pentito, nel suo ritorno ancora io speravo. Ma quella sera più inquieto andavo al solo appuntamento inaudito. Rideva con un altro divertito, da un tavolo sgomento li guardavo. Mi accorsi allora che m'aveva visto, non so quale pensiero nella mente. Certo lo sguardo mi sembrò diverso, senza rancore io l'avevo perso. Ormai era il passato solamente, che appartenesse all'altro o all'imprevisto.